Tino, ma che bontà, ma che bontà! Eccoci qua, buon pomeriggio, buongiorno a tutti, come state? Tutto bene? Mi fa piacere. Allora, oggi ci organizziamo e ci gustiamo questo risotto gamberi e rucola alla miss. Diciamo che di là cucini mamma, noi prepariamo tutti i pranzetti, Mai questa robina qua? quelli più conosciuti come un ragù a genovese e tutto il resto a fritto. Però oggi facciamo un pranzetto un pochettino più, come dire, più estivo, più moderno, però voglio, è una cosa saporita assai. La sigla è partita, ma che bontà, e noi aspettiamo naturalmente che appena siete arrivati a 100 io introduco, che voi sapete che il giovedì, ogni giovedì quando si può risotto ci va a miss, quindi io vi do appuntamento poi domenica per scialatiella a tutti i mari, ma per il momento quella che cucina è la miss. Ecco qua, ma che bontà la nostra sigla, noi già abbiamo preparato il tutto, siamo quasi pronti, aspetta voi che arrivate a 100, quando arrivate a 100, un attimo, sapete che faccio preparare una bella sigletta per l'introduzione della messa, vediamo se la trovo, però aspettate, vi dico subito. L'ho trovata, un bacio a tutti quelli che già si stanno collegando, buongiorno a tutti. Ragazzi, ieri sera ci siamo divertiti tantissimo, un saluto al mio amico Paolo D'Alterio, perché per adesso vi dirò tutto quello che sta per succedere. Nel frattempo siamo a 60, aspetto ancora 40 di voi perché arriviamo a 100, ma comunque poi possiamo iniziare pure prima, non è questo il problema. Allora, la rucola l'abbiamo preparato, il riso l'abbiamo preparato, il brodo da parte l'abbiamo fatto, il sughetto dei gamberi che poi vi spiego l'abbiamo fatto, abbiamo lanciato tutta una parte, trinciato per bene tutta una parte di rucola, poi abbiamo conservato 4-5 foglioline le più belle della rucola perché poi dobbiamo fare il tocco finale, la cipolla è pronta, il sale è pronto, voglio che mi mette cose pronte, ma solo a cominciare a cucinare. Vogliamo iniziare, ma prima di iniziare ci stiamo quasi arrivando, stiamo a 74, vabbè, durante la settimana è normale perché pomeriggio comunque avete ripreso tanti di voi a lavorare e mi fa piacere che avete ripreso a lavorare, però per chi resta ancora a casa naturalmente ci segue e ci fa compagnia. Ecco qua, io voglio subito fare l'introduzione di questo brano, ve lo faccio ascoltare subito, vediamo un pochettino perché questo è proprio il brano Doc della grande orchestra di Renzo Arbore, siamo 87, altri 13, dove state? Altri 13, pronti? Siamo pronti per cucinare? Voglio oggi sto pranzetto e qualche cosa. Ci siamo. Eccola qua, sta arrivando, mettiti di qua Miss, eccola Miss, buongiorno Miss. Quanto coraggio Miss? Ecco il suo grandiole Miss Lidia offerto da Maria Merletti, che la troviamo nel rione sanità, non si comanda. Oggi io faccio l'assistente. Allora, ecco qua. Siamo pronti? Miss, sei pronta? Buongiorno a tutti. Allora, io inizio a lavarmi le mani. Sai perché ho messo questa sigla? Perché ceniamo in America. Noi ceniamo in America. In America. Per tutti gli amici nostri. Allora, ho messo questa sigla perché io voglio salutare tutti gli stati d'America che ci stanno seguendo, ragazzi. Un bacio a tutti. È vero che lì è molto presto, perché comunque siamo intorno a, credo, alle 7, con 6 ore di differenza, siamo intorno alle 7 del mattino, ecco qua. Siamo arrivati a 100, posso abbassare la musica e quindi possiamo iniziare a cucinare. Dicevo, siamo in diretta anche in tutti gli stati d'America e io voglio salutare in particolare il mio amico Paolo D'Alterio, che è stato il mio gancio per questi collegamenti, ma soprattutto voglio ringraziare te, Gio Barone, un bacio forte a te e a tutti gli americani, a tutti gli emigranti, a tutti i siciliani, a tutti i calabresi, a tutti i napoletani, a quanti coloro vivono in America. E soprattutto voglio ringraziare le 3 emittenti televisive che trasmettono questo divertimento che noi facciamo, perché noi lo facciamo per hobby. Io non sono uno chef, lei non è una chef, io sono un presentatore televisivo, faccio spettacolo, è un'altra cosa. Io sono una miss. Lei è una miss, fa le sfilate, balliamo, facciamo tante cose e poi il secondo hobby che l'hobby che noi abbiamo è quello di cucinare. Voglio salutare Ciao USA, che è la prima emittente, la seconda è TV Italy e la terza è TV Io Ti Evo. Siamo pronti ragazzi per tutti noi
dell'Italia, dell'Europa e anche per tutti i nostri amici americani, sa comincia a cucinare. Oggi però dovete sapere che quando si parla di risotto ogni giovedì Ma mi cucinare. sbagli, avevi detto ieri sera che No, non sto parla. spiegando, ma non parli più. Ma devi fare tu, io non parlo più. Ragazzi, ecco qua l'olio. Ok. Mettiamo l'olio nella padella. Benissimo. Va bene così perché poi lo conserviamo. Comincia al Padre, Figlio, Spirito. Benissimo, vai, non ti preoccupare. Lo vogliamo dire che comunque noi Poi prendiamo la cipolla. la cipolla, ecco la miss. No, No, vai, non ho detto Ma niente. sembra Fatti simile a fatto me. tu. Non ho Come detto- la cipolla? Va bene, non ho parlato, non sto parlando proprio. Fai tutto tu. Cipolla. Mettiamo Cipolla. la Perché stiamo mettendo la cipolla? Perché si deve rosolare. Esatto. Hai detto che la fiamma non deve essere troppo forte? No, no. Ok. Normale. Ok. Facciamo rosolare la cipolla. Eccola qua. Nel frattempo io vi faccio vedere. Ecco qua. Noi stiamo facendo i gamberi. Io vi dico sempre un mangiare sa da fare saporire e ci può mangiare fresca. Allora non prendete i gamberi congelati, che se abbiamo i gamberi congelati non sono Come niente. Ci vogliono i gamberi freschi, così poi prendete tutte le testoline qui dentro Basta un po' con la fiamma. dei gamberi, facete prezzemolo, basilico, aglio, olio e uno spruzzo di vino bianco. Perché abbiamo fatto questo? Perché poi abbiamo estratto il sughetto da quella preparazione. Eccolo qua. Che ci serve dopo. Che ci serve dopo. Poi nel frattempo abbiamo preso la rughetta, una parte basta, La fresca. quella fresca naturalmente, ci vuole un fascetto di rughetta, voi lo prendete, metà lo dovete tagliare bella a pezzettini piccoli piccoli come abbiamo fatto noi e l'altra metà per intero lo mettete in un recipiente più grande perché deve essere frullato. Eccolo qua, noi l'abbiamo anche sciacquato e risciacquato a 2 o 3 volte. Con le mani. Vai miss. Io nel frattempo, vedete, guardate com'è bello sta rughetta, verde bello. Adesso si deve questo qua frullare. Per frullare questo vi spiego quello che dobbiamo fare. Subito vengo. Che dobbiamo fare? Nel frattempo facciamo arrosolare la cipolla. Benissimo. Andiamo a fare bionda bionda. Bionda bionda. Bella bionda. Allora, io invece sto facendo un'altra cosa. Ecco qua. Ragazzi, stamattina c'è un vento esagerato. Voi direte, in tutto questo che c'entra? Prendete giusto 3 cubetti di ghiaccio. Ecco qua. Ho buttato il panno a terra. 3 Facciamo cubetti. sempre arrosolare, Ecco qua. Poi, questi 3 cubetti di ghiaccio li mettete all'interno della rucola. Poi prendete il brodo che abbiamo fatto da parte, perché da parte dovete fare il brodo star. Un bicchiere prendetelo prima, lo dovete far raffreddare, deve essere proprio fritto e lo mettete all'interno così come sto facendo io. Così ci aiuta a frullare tutte le cose. Ti sta già di sto pranzo, Il Mac è pronto. Ecco qua. E che è normale il ghiaccio. Uppla, il ghiaccio. Ecco qua. Ecco qua, si è ammorbidito. Vai. Voi mi direte perché ho messo il ghiaccio qui dentro? Ve lo spiego subito, lo vuoi dire tu miss perché? Lo dico io. Ho messo il ghiaccio qui all'interno perché il ghiaccio non fa cambiare il colore alla rughetta, resta Esatto, sempre verde. fresca, fresca. Tieni miss, tieni, pulizzi. Pulisci. Ecco qua, qui dobbiamo fare una bella Ecco frullata qua, di... la cipolla è quasi pronta. Altro poco. Quando è pronta la cipolla, prendiamo i gamberi dal frigo, che io già li ho puliti pure miss, se li ho puliti i gamberi. Ecco qua, i gamberi freschi. Ok, qua abbiamo Li questo, mettiamo posso togliere. nella padella. Ma giusto 3 secondi perché i gamberi
Freschi subito. No, ci vogliono proprio 3 secondi, secondi. devono proprio rosolare i gamberi, appena appena. Proprio appena. E che adoro, voglio. Un saluto ai 450 amici che in questo momento ci stanno seguendo. Se Bacio a volete, tutti. ci potete seguire anche su Instagram. Mario Guida Real e Tutti ai Miss piatti, Ove vai. Real. Io sono l'assistente, oggi non cucino. Che gli fa l'assistente? L'assistente, sto facendo l'assistente, non vedi? Dai, un po' di mestiere. Poco. Miss, nel frattempo che sta rosolando. Vieni qua. I gamberi. Stanno c'è i gamberi. Allora. Vai. Una specialità alla grande, ragazzi. Che profumino. Oggi ci consumiamo. Ti apro il riso? Dai. Noi naturalmente stiamo facendo la quota per 2 persone, quindi come riso siamo intorno ai 130 grammi, un fascetto di rucola e abbiamo messo un 300 grammi di gamberi, ok? Abbassiamo un po' il volume, vai, abbasso io, vai. Mettiamo il riso nei gamberi e la cipolla che abbiamo fatto arrosolare, ecco qua. Adesso Lo dobbiamo facciamo tostare. Dammi questo a me. E giriamo. Ecco qua. Vai Miss, vai, fai tostare il tutto, non cucinare a fuoco forte, è bello fuoco lento. Basta un po' con la voce. Vai, si sente lontano il telefono. Vai Ecco Miss, qua. facciamo tostare il riso. Nel frattempo qui guardate abbiamo tutta questa rughetta che è stata tagliata piccolina, perché quando il riso è tostato noi alziamo la rughetta direttamente dall'acqua e lo immergiamo, giusto Esatto, Miss? esatto, sì. Allora accontentiamo i nostri amici, vai facciamo un'altra Ne bella sono cosa. Quante ne sono? Quante ne sono? 510. Ah, 510 amici che ci stanno seguendo, vai, un saluto a tutti quanti. Siamo pronti? Vai. Le giriamo, perché sennò... Gira, stiamo tostando. Ragazzi, potete prendere sia una padella così alta come abbiamo fatto noi, oppure prendete una classica pentola. Allora, questa è comoda perché è bella alta. Mentre il riso deve tostare, appoggia un po' il cucchiaio di legno lì. E come stai? Che stavo Quella prima mattina che non mi sto svegliando, la sera sto più stanco, la mattina ce la faccio. Sabe que soy el hombre de los poderes, soy el hombre, soy el hombre. Riso. Gira, sta tostando, gira. Gira Miss, gira. Gira. Allora ragazzi, arrivati a questo punto, cosa fate? Mentre sta tostando il riso, prendete Già che profumino, mamma mia. Prendete la rughetta che abbiamo tranciato, vedete, è bella che l'abbiamo tagliata piccerille, lo immergete in questa qua che abbiamo invece frullato, così, ecco qua, prendetelo tutto e fate questa operazione che sto facendo io, Così c'è un po' d'acqua dentro. ecco, vabbè c'è anche il ghiaccio che abbiamo messo qua. Ecco qua. Aspetta un altro poco, non andare di fretta. Ragazzi, quando cucinate con i gamberi freschi è nata cosa. E già si sente il profumo. Il guarda che sapore in profumo. mente, deve ancora cambiare colore. Vai Miss, vai. Ecco qua, abbiamo finito. Oh. Perché una parte è stata frullata e una parte va messa tagliata piccola? Perché adesso quando prendiamo e lo immergiamo nel riso si mescola e diventa pure la Ma crema. che ne va a parlare stamattina? Ma tu Come non lo va? spieghi, se non lo spieghi tu lo devo spiegare io. Piano! Ah, Moro! allora, fammi Mamma! mettere un sughetto qua. Mamma, madre mia! Madre Ragazzi, ci vuole mia. sempre la mia guida, è vero che sta cucinando vabbè, lei, ma ma- Mario guida e lei fa, in poche parole. Io si è fatto così. Io guido, Mario guida, lo dice anche il cognome. Così si sa.
Allora, buono sto riso, vai, fallo tostare ancora, vai. Tu hai preparato solo l'arroz. Ah, io oggi sono l'assistente, invece domenica un scialatiella a frutta e mare ad Agna Tommaso. Ci consuliamo. Non girarli sempre, altrimenti non ti tostano. Fatti tu. Ma non ti tostano se giri sempre. Fatti tu. Non si fa questa cosa. Stiamo in televisione. Questa è violenza. Come si sta portando? Vai, voglio fare ciao Paolo, tutto a posto, amico mio, Paolo Daltello. Ciao, Paolo. Diamo anche un bacio a Chiara Neomelodica. Ciao Chiara. Gio Barone, fatti questo qua che è saporito, riso, gambera e rucola alla miss è speciale, c'è consulante. Un saluto a tutti gli amici che ci stanno seguendo da tutta Italia, da tutta l'Europa, ma soprattutto da tutti gli stati americani. Un bacio a tutti quanti voi. Ciao a TV Italy, a ciao USA e a TV Io Tievo. Tutti gli stati americani, dammi un poco di sughetto, eh? Allora, siamo pronti. Eccolo qua, il cucchiaio te l'ho pulito. Posso, miss? Vai, metti. Allora, Cosa fai? no, da faessi, no, già Allora, fate. Ah. Nel frattempo, Mettiamo la rughetta. la rubetta. Nel frattempo il sughetto che abbiamo fatto con le testoline dei gamberi, questo qua non lo mettete ancora. E avete visto, fino adesso noi non abbiamo messo il sale Eh. non va messo perché? Perché abbiamo il dato star da parte, è cadoro, abbiamo il dato star da parte, poi in questo qua il sughetto che abbiamo fatto testoline, aglio, olio, prezzemolo, basilico e sale, quindi per il momento il sale non ci vuole ancora. Ah, che bello, sta diventando tutto verde, ragazzi. Quanto è bello sto riso e quanto è bello cucinare in questa padella. Guarda, Gli sembi. Dai miss, vai, che oggi ci consuliamo. Un saluto ai 600 amici che sono in diretta con noi. Un bacio forte. Guarda, 600 voi in diretta, ma oggi a me... Perché 600 persone alle ore 13, voglio dire, non è facile averli. Ecco qua. Ok, basta che deve finire di rosolare. Ma quando tu cucini venga. E dico che sono le fatte buone perché quando è loro fa isso, quando cucini fa Non è per lei mi soffre. sì. Lei mi soffre, credetemi. Vedi, guarda, più asciutto è meglio è. Vedi. Vai, mi... È caduto, ragazzi. Che bello. Io nel frattempo faccio un'altra cosa. Finitemi. No. Devo stare qua. No, te sta sempre con me. Sempre, miss, Sempre sempre. con me. No, perché ho fatto scendere altro sughetto, capito? Me lo devo conservare, eccolo qua. È peccato buttarlo. Non si butta niente. Avete messo la rughetta? Avete messo? Vai, miss, che ci consuliamo. Aspetta, stamattina chi è che faceva pure il risotto? No, tanti di loro si sono organizzati che ci hanno La moglie contattato. di Carlo. Luisa. Ma non solo Luisa, tanti amici si sono collegati per fare il risotto con noi. Questo qua naturalmente va ad esaurimento, no? Nel senso che lo dobbiamo terminare tutto. Così secca un altro po'. Lo facciamo seccare un altro po', fanno quelle quasi finite. Di ghiaccio io ho messo 3 formette perché le mie sono piccolissime. 3 cubetti. Però se avete i cubetti quelli più grandi ne bastano pure 2, giusto per sciogliere e per tenere sempre verde. Vedete, mettendo il ghiaccio dentro la rucola non cambia colore, altrimenti si ammuscia e la rucola già da muscia. La muscia di giorno. Ti do altra rucola, aspetta. Vai. Un fascetto di rucola per 2 persone va benissimo. Ok, che basta. Basta? Devo più? No. Ok, togliamo da mezzo. No, ma io devo mettere quella Facciamo canzone sempre tostare, che la canzone che a me mi piace assai, aspetta. Io devo mettere quella là che mi si prima. Aspetta. Quella che ho messo prima. Imana vado in America, finalmente, e sto grazie a Dio. Imana vado in America, in America, Sì, e sto grazie a solo Dio. tu, no? Perché vuoi pure tu? Ma Roma è senza ombrella, Roma. Ragazzi, è caduto. A Roma è senza ombrella. Allora, Roma.
Siccome ci è finito, spieghiamo, ci è finito quello che abbiamo preparato con la rucola. E si è tostato, si è seccato. Adesso si inizia con il dado star. Vado mi? No. Troppo mi, è troppo. Che avevi fatto tu? No, perché viene troppo e è troppo. Così, bravo. Ok. Non già fa, non già fa, Gira miss, gira. non già fa. Dovete sapere che ogni giovedì qui a casa Guida, a cucina di mamma, si fa un risotto di tutti i specie. Abbiamo fatto riso e zucca, abbiamo fatto riso e zucchine e provola. No, cos'era? Riso e zucchine e salsicce. Adesso riso, gamberi e rucola. Giovedì prossimo Cuciniamo in America. in America, in America, cuciniamo in America, in America, in America. Oh, riso. Ragazzi, un saluto ai 620 amici che sono lì con Un noi. bacio a tutti. Bacio forte a tutti. Ragazzi, oggi si esce per la prima volta dopo 2 mesi, io esco. Perché dove dobbiamo andare? A fare dei controlli, delle visite, dobbiamo mettere a posto delle cose bancarie che sono scadute, i bancomat e quant'altro. Non so nemmeno nascevo. Vai così, vai. Adesso, Come sono belle, sti risi, come sono belle. È vero. Come sono belle. dopo ve li faccio vedere, io prendo il telefonino. Ecco qua, vai miss, vai. Vai miss, vai. Adesso viene la parte più bella, ragazzi, che non usa pure sto succhetto e qualche cosa. Cioè, capite che i giovani che pigliate i gamberi freschi. Perché se pigliate i gamberi freschi, il succo viene nata manetta, un gambero congelato, non sa venire. E poi un'altra cosa, lo vado a mia. Ah, la già mi sa mascherina. Ah, si non c'ha di più. Guarda, sente proprio che la mascherina. Allora dicevo, però lo devi dire questo. Cioè, se vediamo un gambero fresco è nata cosa. Certo. Un sapore è proprio diverso. Siamo Vai, pronti? vai, miss? vai, vai, vai. Ragazzi, ma me l'ha già gustato questo momento, aspettate, guardate qua com'è bello. Come so bello, come so bello, come so bello, come so bello. Questo è il tocco di sapore di tutto il pranzo. E tutto il risotto che stanno facendo. Che profumo, Mamma mamma. mia. Solo che ci vuole pazienza, perché? Perché il riso a Napoli si riesce, Dietro Venetti, era sempre lucente. Era sempre crudo. era sempre toast. Un riso e carbonetti era sempre toast. Poi eventualmente domenica tutti con noi, perché domenica un sciolatiella la frutta di mare mangiare con Zulama. E che sciolatiella che già fa? Ma che fa? Tu vuoi che tutti i mari a fa? Vedi pochi frutti di mare, un sciolatiella, frutta di mare, pochi frutti di mare. E che fa? Ma che capisci tu? Io mangiassi sempre a roba di mare. Ma perché c'è cosa più bella? Posso girare un po'? No! No, io oggi sono l'assistente. Ma mi metto a lavare roba. Bravo. Faccio qualcosa. Lava va la bene? mascì. Va bene? Ma così te lo Poi mando dopo assaggio un po' il sale. quasi al termine perché Quasi al- vi abbiamo detto. A domandare se... Uè! Ah no! Già faccio io. Ma già fa. Già, faccio l'assistente, non parlo più oggi. Lo metto a lavare. Lava il piatto, lava il piatto. Oggi faccio lavapiatti, faccio pigliare un posto del ristorante. Ecco qua. Miss, vogliamo dire che stasera c'è una bella diretta su Instagram. Ragazzi, stasera Sorpresa, c'è sorpresa. una sorpresa su Instagram alle 22:30. Ma stasera che cuciniamo stasera? Ah, dobbiamo decidere pure stasera che dobbiamo mangiare, vero? Ragazzi, che profumo, mamma mia. Troppo bello profumo. Poi lo faccio con la lavapiatti. Mi devi dare... Prendere un cucchiaio per assaggiare. E a me mi serve invece un via galla per l'acciaia. Altrimenti il coperchio non viene bene. Come so? Rim, miss Rim. Dammi una bella notizia, Ci no? fatti rim. No, Rim nel senso, dammi una bella notizia, non è che rimanga io, ma ci fanno un panino oggi. Il sale com'è buono, ma poi la già io il sale.
Devi provare tu, No, devi provare issa. Sta sempre in mezzo. Te l'ho messo il sale, miss. Ma state zitta. Però il sale non lo mettete ancora. Oh, è all'ultimo. Quasi a 3-4 minuti della Perché fine. abbiamo il brodo che è Abbiamo dato. il dado star che stiamo allungando man mano, Come quindi sono saporito. bella miss. Ma no, ma il colore esagerato. Va bene, stai andando sto lavandino cosa, eh? Ah, se la manni queste cose. Ma Oh, dici? ma ce lavato un ecco, ma ce lavato. Ecco qua. Ma ce lavato un passino, pure il passino sto lavando. Perché non voglio lavare? Mamma, ci vuole un po' di brodo, miss. Che è stato, ti avevi fatto, ma come già fa? Sentite, ma io ma già fa perché io lo so, per me ne vado in America. Metti un po' di brodo, Ma- metti un po' di brodo. Ma gli amici miei che stanno in America, mi volete solo a me? Vengo solo io. E questo è le tue Americhe. Tutto a Se apri una trattoria già ne faccio pure io. Io porto figli miei e paghi io figli miei. Perché io sono, capite, sono io il direttore Esala. e tu sei l'assistente. Ma oggi sei Io cagnato l'assistente. Oggi sei Quando cagnato la tu. conferenza l'assistente, io la padrona assistente. Tu faccio l'assistente, stai andando. Capite che chiudo a fornicare? Certo. E vabbè. Il padrone sono io, ma chi comanda è mia moglie. Lo sai, no? Fatti. Che profumo, ragazzi. Mamma mia. Piano piano ti scassa che... Ta 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 ta. Tutte le donne avete un vizio di fare sto fatto, che è bruttissimo. Tu come fai? Faccio provare, miss? No. No. Due. No. 2-2. Voglio poi faccio sapere che la combinata, aspetta. Basta. Come Per il sono? momento il sale non ci vuole, Mm, però si devono ancora cuocere. sì, sì. Sono buoni, buoni, buoni. No, già sta mieti. Riso, per chi si è collegato in questo istante con noi, stiamo facendo un riso con gamberi e rucola alla miss. Yeah. Bello, 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 bello. Ma mettiamo un altro balletto, aspetta. Accontentiamo gli amici che ci stanno seguendo. Leggi se qualcuno vuole qualche ballo, vediamo un pochettino. Non muovere, si muove il telefono, No, no. tu fai guai. Tieni in mano che fai guai, non tu qua niente. Ma Carla, io vi amo, grazie Carla. E gridarlo vorrei, ma la voce dell'anima ha già pianto per me. Io ti amo. Vai, fate una girata, miss. E tango fu tango. Oris, ma secco riso per non mi mangiare. Vediamo come viene, vai. Vai, vai, vai. Che siamo alla soglia delle 700 persone in diretta con noi. Riso, gamberi e rucola. Vai, voglio vai. Oggi Margrethe, chi vuole venire a mangiare con noi qui a casa? Che profumino. Manteniamo le distanze. Un saluto a tutta Napoli e provincia, a tutta l'Italia. Olè! A tutti gli amici che ci stanno seguendo da Milano, da Modena, dalle Marche, da Pescara, da Bari, dalla Calabria, dalla Sicilia. Che Fammi riso vedere. ti faccio? Margrethe quando va che dice un'amica, però non riesco a leggere i nomi. Com'è, miss? Com'è? Troppo buono. Un sale è sempre buono. Buono, buono, buono. Buono, buono ragazzi, poi vi facciamo vedere il piatto finito. Ok? Buonissimo, non buono. Non buono, buonissimo. Perché dire buono è troppo poco. Vai, in casa la mano, miss. In casa la mano. Io a casa, ma Vai, miss, vai. allunghiamo sempre un po' di brodo, no? Perché si È normale, Sì, deve si tostare secca. con il brodo. deve tostare.
troppo saporite. Bello, bello, bello. Vai, mentre sta tostando il riso. Lascia, Miss, lascia. Prego. Puoi ballare con me? No, grazie, preferisco di no. Anch'isi, se tutto quello che può esistere, se una accende mille femmine, ti voglio e non ti posso perdere. Anch'isi, se tu sei fuoco e picciocare, se tu sei Sorry. Aspetta, ogni tanto mi guardo il riso, se no da preso il riso. Quando mi mangiare. Amami. Però bugiardamente, amami. Adesso dedico una canzone alla missa, aspettate. Dedico una canzone alla missa, aspettate. Un saluto al nostro amico Rico. Rico Femiano, cantava lui, molto bravo. No, che metri che data alla mia. Il grande Totò. Questa è dedicata alla Miss. Come Miss? Miss è già prova io però. No, di solito prova l'assistente. Miss, mia cara Miss, scava ma fosse. Miss, mia cara Miss. Troppo. I però questi mi è piaciuto di più. Tutti i risotti l'hanno fatti, eh? Se non ti do io le idee. Povenauer. Se non ti do io le idee, cara Miss. Tu mi hai dato l'idea a me tu? Sì, Miss, io trovo che però finire mangiare Miss. Mia cara Miss. Mia cara Miss. Io intanto preparo il piatto. La baciai, mi baciò, ci baciando, stretti abbracciando così, per un'ora e 3/4 di l'anno, ad un tratto sparagnaggio. Adesso ci vuole il pizzico di sale, perché siamo quasi alla conclusione della cottura. Adesso si può mettere un pizzico di sale, perché nel frattempo stiamo sempre allungando tutto con il brodo. Così sì. Ce lo faccio usare? Vai là. Mia dolce Miss, scialo ma fosse che amore per te, Miss! se cantati, Ecco Miss, ho uscito pure a roba Miss, lo hanno tutta la mia Miss. Ecco qua. Mentre la Miss finisce di fare questo risotto spettacolare. Miss! Poi ci metto quell'altro brano la Miss, aspettate. Che la Miss ci piace, che sta la Miss, guardate qual è? Questa qua. E che sapore romano. Mamma mia. Ecco qua. Io ho fatto un risotto oggi spettacolare. Siamo solizio, siamo poi i donne. No, beh, un risotto spettacolare, bellissimo. Domenica non quando ne. Ma voi volete quando cucini non vado proprio cucina? Tu lo hanno parlato a me, casomai. Ma che te ne dà a fare te? Uffa! Ecco qua. Ho tolto tutto, guarda. Assaggia. Aspetta, Miss. Come assaggiare mi fa? Ho toccato mi tutto due piatti, facciamo prima. Guarda. Fammi vedere. Poi dico che sta succedendo, aspetta. Ci vuole un po' di brodo. Mamma! Ti ha fatto. Ti ha È pensato poco. tu. Buonissimo. Buonissimo. Allora, poi dobbiamo anche dire, buono di sale, dobbiamo dire anche il riso. Non prendete i chicchi di riso quello piccolo, pigliate un chicchi di riso quello là rossa. Riso. Viene più saporito, ne gira sempre, sono due cose.
ma non mi chiama nessuno a me America, chi me ne va? Tu lascia e me ne va. Portatevela in America. Lasciami a me a Napoli, resti che i compagni mi a Napoli. E che sei qua all'America? America? Non girare sempre perché non ti piace. Come dici una parola? Parole sono vietate. E altro scendo a luogo pubblico. Non ti dice. Invece salutiamo tutti i nostri amici, guarda, 600 persone che ci stanno seguendo. Seguiteci anche su, dove? Su Instagram, Mario Guida Over e Miss Over Real. No, Mario Guida Real, ho detto Mario Guida Over. Mario Guida Real e Miss Over Real. Seguiteci, ragazzi, hanno un sapore sto riso, mamma mia. Un riso spettacolare. Di me ce n'è una sola. Sì, sì. Io nel frattempo, guardate che ho fatto. Mi sono conservato 6 foglie di rucola. A conservato, ce l'hai dritti? È più bella. A conservato. Perché questo ma avete capito già fa? No, già fai, che fai tu? Prima sta fermo. Prima mangiare solo la roba. No, già metto tu un piatto. Già fai. Non me li fai. No, già sta fermo, già No, fai. Uè, no. metti. Allora fammi vedere come le metti. E dopo? No, e poi li avremo. No, dopo. Tutto al contrario. E l'hai messa qua dopo la... Questa è moscia, come te. No, non è moscia. Posso Devi fare un sempre quadrato. mie, sempre mie. Devi fare un quadrato. Io già decisi sì, che oggi mettere la ruba e toccare. Devi fare un quadrato. Devi fare... Esatto, vedi? Così, brava. Brava a me. È normale, poi aspettiamo il resto che comunque è quasi pronto. È quasi pronto. Ragazzi. E come sono belle sti riso, mamma mia. No, devo dire sul risotto, Assaggia. con il risotto ci sa fare. Ah, solo con i risotto. Devo ancora molto. Solo il risotto. Aggiungiamo sempre il brodo perché altrimenti si secca. Cosa secca, tutto cotto Sulla e non pazienza, sta guarda attaccato il sta sulla padella. pazienza con il riso da stato. Ma voi vi dovreste permettere che fanno risotto e ghister in due bimba, in queste tecnologie. Non vi permettete, fate un reato. Che tu mangi a casa, cucina con la cucciarella e legno. La padella, che male. In America, noi cuciniamo in America, in America. Pa, pa, pa. E tutti gli Allora, amici nostri che stanno fuori, tutti gli amici nostri per tutta l'Italia e per tutta l'America, tutta l'Europa, per tutto per tutta l'Europa, per tutto il mondo, che usciamo presto da tutta questa cosa che è successa. Vai Miss, vai, siamo quasi pronti, voglio non vada a muovere. Sapete perché non vi dovete muovere? Non vi dovete muovere perché dovete vedere il tocco finale. Figlio più bello. Ma già fai io tocco finale. Non ne senti quando mi mangi. Non ne senti quando mi mangi. Mizzo un po' di brodo. Un buon gioco di me. E va bene. Che già decidi di quando c'è il brodo. Li a mettere mo. Che sta zitto! Ah va bene. Mamma mia, guarda. Ma come sono belle questi risi. E poi naturalmente diciamo anche che questo riso, è vero che noi lo stiamo facendo gamberi, rucola, Poi prendete il riso, io uso il riso Flora. però dicevo con questo riso è vero che noi stiamo facendo con i gamberi, ma voi pensate se in questo riso ci mettete ad esempio, voi venite vicino qua vicino, Ah parla, che buono. no, pensare qualcuno gli piace può mettere anche la panna, ma a me non piace perché la roba di mare la panna non mi piace, però voglio dire, se invece sulle gamberi mettete il risgamba, questo è spettacolare, mettete un bello La ragno, crema pure di sgambo. un bello ragno ferlone, Ti mai sto ragno frellone dei risi. hai capito quello che dico, un ragno ferlone che succede? No, sono buoni, devo dire la verità, Ci fatto un risotto. con la mia guida l'hanno agarrato.
Continua a mangiare, si devono girare. No, no, con la mia guida è andata bene. Vabbè, ci sta non pure. riesco Ma più. ci sta pure la guida mia. Ma che guida? Solo mettete, fate e fate tutto così. Io questo l'ho inventato io. Ok. Io mo Mario non la mettere più bravo perché a me il riso non mi piace molto. Ad essere scotto. No. No, a me non mi piace poi troppo duro il riso, mentre la pasta mi piace dura, il riso no. Perché per te già è buono? E guarda, assaggia. Metti qua, fammi vedere. E questa è bella ardente al dente. No, è buono. Buona, no? Perché se no. Un altro pochettino, giusto 2 secondi. Un pochettino d'acqua, metti un pochettino d'acqua, giusto 2 secondi. Basta. Ok, vai, puliscila, io giro un pochettino. Non ti sta femmina c'è la cucina mia. Ne ha E toccata tutta la pezza a mano, che può fare? ha già lo sti risacca. Ah, ok. Pulisci con la pezza. Dai a me. Dai. Ma adesso spengo, no? Perché noi abbiamo il vetro ceramico, quindi è ancora caldo. Si continua. Il vetro ceramica naturalmente continua a farlo cuocere perché si mantiene caldo sotto. Guarda che le 600 persone non si sono mosse da lì perché stanno aspettando che tu lo impiatti Certo. e io me l'ho già mangiato per far vedere come so. Troppo bello, aglio. Bello, bello. Noi mettiamo il riso tutto al centro qua adesso e cosa succede dal suo Bello. piatto? Io prendo la telecamera, zoom, e la faccio Bello, vedere. mm. E ci controllo. Ah, la testolina. Aspetta un momento la testolina. Che poi come tocco finale la testolina. Ecco qua. Questo serve giusto per abbellimento. Vai miss, vai, prepara. Subito vengo, preparo il piatto. E se si parlava no oggi, come non parla? Parla sempre. A carapello chiamatino parla. Ma se ci stessi tu solo tu che facci? Si sa miss. Miss, guarda che faccio combinato, te? Ecco qua. E che t'ha già fatto? No? Una Quadre di gas. Una coreografia mai vista. Metti il riso al centro. Mamma mia, Ok. ragazzi. Aspetta. Andiamo ad aggiustare. Aspetta. No, no, sta a posto. Purtroppo questa la devo prendere per forza così. Perché questa va messa così. Non ti muovere. Non fumuito, voglio. Che spettacolo. Ragazzi, e che è successo a casa mia? Guardate qua, ve lo faccio vedere. Mettilo qua. Abbiamo fatto un piatto riso. Te? Guardate qua. Riso, gamberi freschi e rucola alla miss. Spettacolare, un piatto favoloso. Veramente favoloso. Aspettate, mo, che muove in un momento più bello. Abbiamo fatto, ha già fatto. Ma vuoi fare? Muove in un momento No, più no, bello. già fatti. No, già proviamo. Assaggia, fammi sapere. Muove in un momento più bello, voglio. Allora, questa la togliamo perché mo non mi serve più. Poi mangiamo piano pezzi di gambera india perché io... Che profumo. Allora, E come sono saporito. come sono bella, come sono bella. Mamma mi voglio... Vuoi provare? No, grazie. Ah. Ma qui si fa... Questo si può fare anche di domenica. Comunque in bocca il mare. Si può Proprio- fare anche di domenica. Diciamo che sostituisce un pochettino il risotto di mare, che è leggermente più complicato a farlo perché ci vogliono più Ma è ingredienti. troppo buono, aglio. Voglio. Ma va di chi? Perché avevo consolato. Troppo buono. Devo dire, ne gira andando sui michi, ma fate i fatti tuoi. Ah, mo ti fai i fatti tuoi. Allora iniziamo a salutare. Salutiamo a Gio Barone, l'amico nostro. Ciao Gio. Tutti gli Stati Uniti d'America, tutte le persone che ci stanno seguendo, perché in questo momento siamo anche in diretta in America e poi andrà la differita più tardi, che giustamente la voglio sui 7 mattina, ma stanno scenando, si mettono a ferire. No, faranno l'orario di pranzo e mangiamo. Salutiamo Ciao USA, TV Italy e TV Io Ti Evo. Un ringraziamento va al nostro amico Paolo D'Alterio. Ciao Paolo. Grazie di tutto. Noi vi diamo appuntamento stasera su Instagram alle ore 22:30. Grazie a voi che ci seguite sempre, gli amici nostri. Se ci volete Sempre. seguire anche su Instagram, Mario Guida Real e Miss Over Real.
e stasera se ci seguite vi divertite tantissimo. Voglio un mo a salutare, ma Perché sapete siamo perché? sciorisi. A me a mangiare. Faccio Grazie a riso che tutti è troppo quanti. bello, aiuto. Fatelo perché è buonissimo. Un bacio a tutti e ci vediamo stasera. E non vi scordate un bene che è scialatiella, frutta e mare. Mi si va a scordare, Maria, qui di scialatiel, amore di Un bacio. Ciao!